Il 2016 sarà l'anno dei mini Panevin, cataste in versione mignon, alti mediamente non più di 1,5 metri e cumulativi, ovvero più contrade per la stessa pira e più famiglie per lo stesso falò. Questo per limitare l'inquinamento dell'aria già al limite nonostante la pioggia e la neve dei giorni scorsi, una tradizione quasi riscoperta dal prefetto Laura Lega che oggi ha convocato un vertice con i vigili del fuoco e le altre forze dell'ordine proprio in vista delle numerose accensioni con cataste per lo più bagnate. L'accensione del Panevin dovrà essere fatta con le dovute cautele, senza utilizzare mezzi acceleranti o altri meccanismi che possono causare rapide combustioni che possono creare pericolo per le persone, e quindi farlo nella normalità come si fa nella tradizione di accensione di un fuoco domestico. Basta non utilizzare benzine o altre sostanze infiammabili che potrebbero creare dei vapori e quindi provocare delle esplosioni. Pompieri già operativi per lo storico Panevin di Arcade e Oderzo, dove le altezze sono state mantenute. Accensioni per quasi tutti tra le 19.30 e le 21, salvo per il quartier del Piave, dove le prime fiamme arderanno sin dalle 7 di sera, o a Vittorio Veneto, dove per i bambini il Panevin è stato acceso già alle 5, subito dopo l'imbrunire.